Il Veneto ha aperto la strada. Ha aperto la strada, una strada per il Veneto e per tutti quelli che la seguiranno, perché troveranno anche le procedure già stabilite, procedure che noi non abbiamo trovato. 22 ottobre 2017, 28 febbraio 2018, 4 mesi per la storia. Palazzo Chigi, ore 12:30, c'è la firma sulla preintesa. Zaia scrive con la stessa penna bic con la quale aveva indetto la consultazione diventata plebiscito per il sì all'autonomia del Veneto. Per scaramanzia, fa sapere via Twitter pochi minuti prima del momento della svolta. Il sottosegretario Gianclaudio Bressa riceve Zaia, Maroni e Bonaccini. Veneto, Lombardia ed Emilia, ma all'uscita i flash sono tutti per il numero 1 di Palazzo Balbi. Una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, si fa bisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione, e poi ovviamente la costituzione della Commissione paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. Non si torna indietro, cristallizzata la via sulle prime 5 materie, guardando avanti. Noi abbiamo 5 tavoli già aperti che non si dichiarano conclusi, ma semplicemente aperti con già delle risultanze. Sono per la sanità, per l'istruzione, per l'ambiente, per il lavoro e i rapporti con l'Europa. Continueremo il lavoro anche su questo fronte, aprire gli altri 18 tavoli e quindi poi chiudere l'intesa. Si è definito che l'intesa che andremo a portare in Parlamento sarà un'intesa che dura 10 anni, poi verrà rinnovata e ci sarà un tagliando all'8° anno. Plauso da più parti e non solo politiche. L'Anci Veneto soddisfatta perché intravede maggiore autonomia anche per i sindaci, le categorie economiche e una migliore distribuzione delle risorse. E per Zaia quella di oggi è una pietra miliare che lascerà il segno. Ma guardi, io penso che diventerà virale l'autonomia, che esattamente era nelle corde dei padri costituenti. C'è Bressa e non Gentiloni a chiudere il tavolo, un'occasione persa, dice Zaia, ma oggi non è il giorno delle polemiche. E Bressa conferma, quello di oggi è soltanto il primo passo, siamo partiti con 3 regioni, speriamo sia solo l'avanguardia. Io quello che potevo fare a nome del governo l'ho fatto, ora la palla passa al prossimo Parlamento. Ma Zaia avverte. E qui si vede la forza del nostro referendum, quindi oggi c'è di mezzo un popolo che ha dato un'indicazione, per cui per noi non si torna indietro, a prescindere da maggioranze, da larghe intese, piccole intese o altre robe del genere, noi vogliamo l'autonomia.